Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Ametrano ha votato? E io ci volessi dire soltanto una cosa, ci volessi dire. Io tutta una vita, un bucio di culo così in Germania, a parte in Germania, arrivo a prendere che cassetto stereo, a rivedere cose, e poi davanti, supermarket, tutte e borchi perché tanto ha detto che uno è un disgraziato, tanto per dire. Allora sapete che vi dico? Sapete che vi dico perché non ci potete fare niente con un disgraziato come me? Sapete che vi dico? Che ve l'andate a pigliare tutti quanti in dal culo, arrivederci. Perdone. Ancora? In onda! Torniamo. Torniamo in onda. No. Scusate, ma questa è una delle. Questa è una delle mie gag preferite in tempo elettorale, per cui quando vado a votare puntualmente esco dal seggio e rivolto alla commissione mi esibisco in questa cosa. Amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io non sono Pasquale Ametrano sceso dall'Alfa Sud, ma sono Antonino Danna al microfono con voi e questa è la puntata di oggi, martedì 10 ottobre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, cominciamo subito la nostra
Trasmissione 346-642-7756 se volete mandare le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 se volete intervenire per telefono. Abbiamo già una chiamata. Pronto, chi è là? Pronto? Eccomi, Michele. Ciao Caruso. Michele, dici. Buonasera Antonino, mi pregio di intervenire sulla Talk Radio Libertà in Zoom, il drive time in mezzo ai fatti insieme a te. Dimmi. Grazie a te. Dunque, punto di Michele Caruso. Io vorrei riferirmi ancora una volta al caso apostolico, sì, perché non è un fatto ancora chiarito. La giudice ha subito un dossieraggio. L'attacco contro la giudice Iolanda Apostolico rea agli occhi del governo Meloni di non aver convalidato il fermo di 4 migranti al centro di accoglienza di Postallo. È stato, a mio avviso, una concertata azione a orologeria rivolta contro la persona e contro la magistratura. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha postato un video della manifestazione al porto di Catania del 25 agosto 2018 nella quale si chiede lo sbarco di centinaio più di migranti tenuti bloccati da giorni. Tra loro c'è la giudice Apostolico, ma il ministro non ne fa il nome, preferisce alludere. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari. È evidente che sta già rivisitata. Intanto però ha attirato l'attenzione su di sé e sul caso offrendo l'assist all'ex carabiniere, un tale Anastasio Garrà, ora che è regista, che riconosce la giudice Apostolico e la chiama in causa. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa, mi può smentire? Legittimi dubbi sulla provenienza del filmato accresciuti dalla sua tempestiva apparizione, perché ciò implica una avvenuta catalogazione per data e per nome. Per un paio di giorni il ministro Salvini, solitamente loquace, non risponde su come sia venuto in possesso del filmato, intanto che il 7 ottobre scorso un carabiniere dichiara di esserne l'autore. L'aspetto oscuro della vicenda non è affatto chiarito. La giudice Apostolica è stata oggetto di sfilature e soprattutto quanti altri video sono congelati pronti per legittimare persone che potrebbero rivelarsi di intralcio alle politiche del governo. In che relazione stanno i compiti attuali del ministro delle infrastrutture con il possesso di un filmato del 2018? A chi ritiene inopportuno che un giudice manifesti in piazza perché non lo fa apparire neutrale, si potrebbe aggiungere che agli occhi dei cittadini è preferibile un ministro che si occupi di verificare progetti di una competenza anziché sua assumere toni intimidatori nei confronti di persone che ricoprono altri incarichi istituzionali. Il vice ministro non è così che è un modo inedito di fare politica, perché è stato già in altri casi come quando c'è stato lo sbarco degli immigrati che ha fatto sentire la sua, ma c'è largo un spazio di democrazia, così osservando la magistratura al governo che posto ha. Il filosofo indominista Montesquieu, nello studio delle leggi, quando parla di separazione dei poteri, dice che non si deve essere invasione di uno nel campo dell'altro. Mi pare che ci sia sovente l'ingerenza non contro la magistratura e politica dell'uno nell'altro. L'acrimonia nei confronti dell'apostolico era dire al giudice prelude all'iter di proscrizione ad allontanamenti forzosi imposti dal governo. È vero che costei, vado a concludere, ha alzato le braccia, ha urlato, andando contro le forze dell'ordine, e dunque si è resa in qualche modo come protagonista di una manifestazione di parte politica alla quale lei è legittimata a farlo come privata cittadina. D'altronde abbiamo anche un generale che ha scritto un libro con questioni tutto al privato rivolte ad un pubblico di persone comunque anche erudite, non tutte troglodite come lui, ma ecco, per quanto questo sia successo, c'è da dire che bisogna rientrare nei ranghi. Ecco, Antonino, gentilmente un tuo parere da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ma guarda, il discorso è molto semplice, caro Michele. Dossieraggio. E perché dossieraggio? E perché dossieraggio? Io esco qua fuori, c'è una manifestazione di sostenitori del gioco delle bocce che vogliono poter giocare le bocce nei parchi milanesi e cominciano a insultare il sindaco Sala. Io mi unisco ai giocatori di bocce e comincio a insultare il sindaco Sala dicendogliele di tutti i colori. Poi tra qualche anno magari mi trovo
in una competizione elettorale, politica o quello che vuoi, e qualcuno tira fuori quel video girato in pubblico dove ci sono io che prendo Sala a male parole perché non mi fa giocare a bocce nei parchi di Milano. Quindi la colpa di chi è? La colpa è di chi mi ha filmato o la colpa è mia che avrei dovuto mantenere un certo tono? Un magistrato, un militare, un generale non hanno, per una questione di decenza, diciamo così, non di decenza, non è questione di essere decenti, non c'entra niente, per una questione di delicatezza, vistisi i compiti che non sono certo compiti del cittadino comune, hanno il dovere di tutelare, di mantenere una certa delicatezza e anche, se vogliamo, un certo stile operativo. Per il semplice e banale motivo che tutti i cittadini devono poter sentire e percepire la fiducia nelle istituzioni dello Stato. Tu come ti sentiresti ad andare a denunziare per mafia un tale sapendo che il giudice che dovrà giudicarlo o che dovrà comunque firmare il mandato di cattura di costui è un suo abituale commensale? Come fai a crederci? Come fai a fidarti di un magistrato che va in televisione e dice se vi vengono a chiedere il pizzo, mi raccomando, denunciate, e poi guarda caso lo becchi al ristorante che sta mangiando con il capo 'ndrangheta del paese? Come fai? Allo stesso modo, come fai a ritenere terzo e imparziale, e quindi come fai a fidarti di un giudice che è chiamato a giudicare te e che ce l'ha con te? Perché se un giudice che mette like a un post del marito, il quale scrive "Salvini vattene a fanculo", perdona, non mi pare che stiamo cominciando bene. Torno a ripetere, in Inghilterra, lasciamo stare Carlo III, ma di Elisabetta II nessuno sapeva per chi votasse, e dei giudici inglesi nessuno sa per chi votino. È l'unico modo che tu hai per mantenere la credibilità di un'istituzione. Perché nel momento in cui i giudici cominciano ad andare in giro e a decidere che quello lo rompo, quell'altro gliela dobbiamo fare pagare, vedasi le chat di Palamara su Salvini, e Salvini ha ragione, Salvini è innocente, però ciononostante una palata di pupù gliela dobbiamo tirare addosso. Ecco, voi vi fidereste di una magistratura così? Perché poi sapete, il problema non è questo. Il problema è che queste palate di pupù che vengono tirate addosso all'istituzione chiamata magistratura non vanno tanto in faccia a Salvini o tanto in faccia a qualcun altro, ma vanno in faccia al rispetto e al silenzioso e onesto lavoro di tanti giudici, quei giudici anche come un certo Rosario Livatino, oggi beato della Chiesa Cattolica. Rosario Livatino che Francesco Cossiga in maniera un po' infelice definì il giudice ragazzino. Beh, e quei Livatino lì, che magari non diventeranno mai beati, però sono giovani ragazzi che ci credono nell'istituzione, si fanno un mazzo così per garantire giustizia e per far andare avanti i processi e cercare di dare una soluzione ai cittadini in un sistema giudiziario che francamente, per quello che l'ho frequentato io facendo la pratica forense e vedendo un po' l'ambiente, t'assicuro che mi veniva da piangere. Questo è il problema, non è il dossieraggio. Io sto con i giudici ragazzini, io sto con quelli che al tribunale all'Ocri ancora ci credono e fanno il loro dovere. Sto con la procura a Catanzaro, dove c'era Gratteri. Sto con i magistrati a Reggio Calabria, quelli che si trovano davanti delle belve sanguinarie che però quando sono dentro la gabbia a Palmi, per esempio, dove hanno costruito questo tribunale che è orribile a vedersi, scusate, ma architettonicamente orrendo. Beh, dentro tu pensa ci sono le gabbie di massima sicurezza perché ci facevano i processi agli irriducibili delle BR, ogni tondino d'acciaio è grosso così. E voglio dire, quelli lì, là dentro, pensate, si confrontano con gente sanguinaria e che però poi vedi, quando sono dentro i luoghi in cui si esercita la giustizia, alzano il dito e dicono: signor Presidente, posso per favore?
Prima non si peritano, non si fanno il problema di decidere ammazziamo questo, ammazziamo quello. Quindi, per favore, il problema non è la giudice apostolico. La giudice apostolico è soltanto la punta dell'iceberg di un certo tipo di magistratura che non è quello che aiuta il paese e soprattutto che non aiuta il cittadino a formarsi fiducia, a formare una fiducia nelle istituzioni, perché un giudice, nel momento in cui prende, si alza e dice in nome del popolo italiano io la condanno a 20 anni di carcere, lì decide della tua vita. E allora se qualcuno deve decidere della mia vita, deve essere inappellabile, deve essere inappuntabile, deve essere terzo e imparziale. Invece no, io mi trovo per esempio a vedere Susanna Ceccardi. Avete visto stamattina Giulio Gainarca ha mandato in onda il video della Ceccardi. Susanna Ceccardi, che è andata dalla moglie del gioielliere catanese che per aver sparato per difendere sua moglie, 12 anni di galera. Gli stanno cascando i denti, ha perso 50 kg. Richiesta di grazia inoltrata al Presidente della Repubblica, respinta. Ecco. Come fai ad avere fiducia nella magistratura davanti a cose del genere? Come fai? O comunque, quanto la tua fiducia viene intaccata da tutto questo? Questo è il punto cruciale. Se io mi affido a un'istituzione, ecco, tanti anni fa io ho intervistato il cardinale Ersilio Tonini, direte voi che cosa c'entra adesso? Era il 2007, quando sono esplosi i casi di pedofilia e il povero Ratzinger venne tirato in mezzo e diffamato in tutti i modi possibili e immaginabili. A un certo punto io riuscii a intervistare il cardinale Tonini, ero proprio nei primi anni in cui facevo questo mestiere, e mi ricordo che lui disse una cosa in conclusione di questa intervista. Dice: se io affido mio figlio all'istituzione, devo essere certo che lo ritroverò nello stato in cui l'ho lasciato. Cioè lo devo affidare in piena sicurezza. Non vale solo per la Chiesa, vale anche per la magistratura. Perché se io affido un cittadino nelle mani dell'istituzione, quella che Guido Giacosa chiamava, questo magistrato che indagò sui pugnalatori di Palermo nel 1862, il primo caso di strategia della tensione in Italia, narrato da Leonardo Sciascia, quello che Giacosa chiamava l'amministrazione. Ecco, se io mi affido all'amministrazione, l'amministrazione deve far sì che io riceva un trattamento sicuro, sia che sono un colpevole, sia che sono soprattutto un innocente. Soprattutto un innocente. Perché tante volte è capitato in questo paese che gente finita in galera da innocente sia stata data in pasto alla pubblica opinione. Vedasi per esempio il povero Tortora, quando pubblicarono le sue foto mentre pigliava l'ora d'aria a San Vittore nell'83, coi capelli rasati a zero. No? E lì un magistrato avrebbe dovuto vigilare su queste cose, appunto perché io mi sto affidando all'istituzione. Allo stesso modo, quando io mi affido all'istituzione ora, e voglio che il magistrato sia il più possibile imparziale, non lo voglio intuire per chi vota questo qua, ma se poi mi trovo che va alla manifestazione di potere al popolo, mette like Salvini vattene a fanculo, qua e là, se io fossi Matteo Salvini qualche domanda me la porrei, comincerei a dire: ma non è che magari mi trovo davanti un giudice che non è propriamente terzo imparziale? Ed è inutile dire ma la vita privata. Mica le hanno messo il teleobiettivo da 200 mm, quello lungo mezzo metro, che pesa 10 kg, che ci vuole il treppiede tipo mitra, e l'hanno fotografata in casa mentre faceva, che cavolo ne so, stava cucinando il minestrone. Non hanno fatto questo. Era fuori a una manifestazione pubblica. Come c'era lei, potevo esserci pure io. Quindi? Va bene, si sono fatte le 18:21, bellissima gente, 346 642 7756 se volete essere dei nostri.
0292947222. Andiamo a vedere un po' di agenzie stampa nel frattempo. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo con la guerra in corso tra Israele e Hamas. BBC World Service, abbiamo una notizia battuta 2 minuti fa. Giungono delle notizie di feriti in quel di Ashkelon. La collega Elis Kaddi, che è inviata lì, siamo adesso in un rifugio, di nuovo in un rifugio, le sirene continuano a suonare per tutta la città, seguite poi dai suoni dei razzi. La gente si sta preparando a una lunga notte dopo essere stata avvisata da Hamas di lasciare la città di Ashkelon, che si trova appunto nella parte meridionale di Israele, entro le ore 17 locali, che sono le 16 italiane, le 15 ora di Greenwich. Le ultime 2 salve di missili sono arrivate a distanza di 30 secondi l'una dall'altra e sono cadute sulla città mentre la gente che aveva lasciato il rifugio antiaereo si stava nuovamente precipitando dentro. Stiamo cominciando a vedere e a ricevere informazioni di feriti nella città, incluso una donna che è stata ferita da vetri e rottami. Nel frattempo c'è anche quest'altra notizia che vediamo delle 18:12, sempre BBC. La collega Lisa Ducet, che si occupa, che è capo corrispondente internazionale, Chief International Correspondent, dice che si stanno intensificando gli sforzi diplomatici per provare a liberare alcuni degli oltre 100 ostaggi che al momento sono trattenuti da Hamas. L'obiettivo sembrerebbe essere uno scambio di prigionieri che coinvolga le donne e i bambini, inclusi israeliani e di altre nazionalità, in cambio di donne e bambini palestinesi che al momento si trovano nelle galere israeliane. Un diplomatico che ha partecipato e che si sta preparando a questi colloqui ha informato dai colloqui, scusate, ha detto alla BBC che sono in corso delle discussioni che coinvolgono la mediazione ad opera del Qatar, dove alcuni dei leader politici di Hamas sono hanno base in Qatar. Gli Stati Uniti vengono descritti come coordinatori di questo processo, non include questo processo di trattativa il gruppo della Jihad islamica che però a quanto pare ha con sé 30 ostaggi. Un attimo che prendiamo la telefonata. Sia Israele che Hamas hanno pubblicamente negato che siano in corso dei negoziati in merito agli ostaggi, ma una fonte diplomatica dichiara che i colloqui in questo momento a quanto pare sarebbero in corso. La cosa si sta sviluppando in una situazione estremamente fluida, fortemente a rischio. Una fonte dichiara di essere speranzosa, ma ha ammesso che nessuna delle parti è pronta per la mediazione su uno qualsiasi degli argomenti, dei temi più alti nel momento in cui questa guerra non fa altro che peggiorare. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Buonasera Antonino. Ciao Antonello, dimmi. Intanto che scorrono le notizie, ne ho lette alcune che fanno veramente venire i capelli dritti, ovvero neonati e bambini decapitati hanno trovato, robe da fare. Sì. Volevo invitare le persone che ancora iniziano alla sinistra disastrata del PD, dei 5 Stelle per Hamas, di soffermarsi quando guardano i video televisivi su tutti quei ragazzini intorno ai miliziani che inneggiano, che prendono a schiaffi i loro coetanei più giovani o di quasi pari età, cioè che riflettano un istante sul tipo di cultura che ha questa gente. Guarda, quella trasmissione che hai fatto ieri sera con quel tuo ospite, io la riproporrei, non so se hai presente. Quella che con Ben Daoud intendi, con Vittorio Ben Daoud? Proprio. Grazie. Ecco. E quella là, permettimi l'osservazione, prego, Antonino. dimmi. Quella trasmissione là, fagliela sentire bene anche a quel bravo ragazzotto Matteo della vostra redazione.
perché mi pare che non ha le idee molto chiare su come anche ha condotto un pezzo di argomentazione proprio l'altro ieri pomeriggio in cui sono anche intervenuto. Fatela risentire, che apre orecchi, sinapsi a gente che ancora non ha capito una mazza di che gentaglia c'è in giro. Grazie Antonino, buona continuazione. Grazie a te. Allora, io ho ascoltato lunedì la trasmissione di Matteo Furian e non mi è sembrata una trasmissione pro Hamas, devo dire la verità. Il buon Furian è giovane, è sveglio ed è una persona preparata ed equilibrata, va detto il giusto. Non lo difendo per questioni di categoria, ma lo difendo, o meglio, dico quello che penso, perché voglio dire, io la mattina mi alzo, la sveglia è la Radio DAB, e quindi io fino alle 7:30 c'ho Giulio Cainarca che mi piomba in casa, poi Max del Papa, poi Pellegrin e tutta la programmazione del giorno, per cui voglio dire, in qualche modo un orecchio sulla radio lo tengo sempre. Detto ciò, tu hai citato quel video che personalmente io vorrei piangere come un vitello solo all'idea. Il bambino che veniva preso in giro dai suoi coetanei, Ima, che lo spingevano a gridare Ima, mamma, mamma. E l'adulto, immaginate che bell'adulto che c'è qua, l'adulto che diceva in arabo il piccolo ebreo e rideva. Ecco, sapete che cosa mi ha ricordato? Quella famosa fotografia del ghetto di Varsavia in cui c'è il bambino con le mani alzate, e se ci fate caso il bambino ha in testa la scoppoletta, il cappello che noi chiamiamo in Calabria la barritta, o che nel sud Italia si chiama la barritta tra Calabria e Sicilia, la scoppoletta in italiano. Se ci avete fatto caso, quella scoppoletta è più grossa della sua testa. Quel bambino si era vestito con 4 stracci e veniva deriso e umiliato dai nazi. In quella fotografia gli puntavano, uno di questi porci nazisti gli puntava il mitra addosso, e il bambino guardava per terra umiliato con sta barritta più grossa di lui in testa e le mani alzate. La stessa cosa 80 anni dopo con quest'altro bambino che non aveva la barritta in testa ma veniva umiliato da coetanei della sua stessa età, che sono stati cresciuti da Hamas. Questo molti tifosi di Hamas lo dimenticano, perché io distingo tra Hamas e i palestinesi. Qui non c'è nessuno ce l'ha con i palestinesi. I palestinesi sono solo dei poveri cristi che da 15 anni, e questo è un dato di fatto, vengono schiavizzati da Hamas, il quale, anziché spendere i soldi che riceve anche dall'Unione Europea per costruire e rendere magari la striscia di Gaza una specie di Rimini del Mediterraneo orientale, perché Gaza, quando gliel'hanno ceduta agli ebrei, era un paradiso in terra, i coloni avevano costruito e avevano creato dove c'era il deserto. Questo i tifosi di Hamas se lo scordano. Bene, questi signori, anziché far diventare Gaza la Rimini del Medio Oriente, hanno strumentalizzato e fatto vivere nella miseria e nella fame e nell'ignoranza 2.300.000 anime, a cui, con la corrente che Israele forniva alla striscia di Gaza, forse questo i tifosi di Hamas lo dimenticano, facevano vedere in televisione Topolino che nei programmi dei bambini diceva: cari bambini, avete 5 ebrei, ne ammazzate 3, quanti ne restano vivi? Provate a crescere per una vita i ragazzini così e poi vediamo se non gli fanno questo ed altro al primo ragazzino israeliano che gli capita tra le mani. I tifosi di Hamas. Pausa e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. We Gotta Get Out of This Place, gli Animals nel 1965. Dobbiamo andarcene da questo posto, no? Restate con noi, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Ora state vedendo sul canale 252 che io stasera sono alquanto fortunato, perché come vedete ho della gradevolissima, piacevolissima, ma prima ancora del lato estetico, diciamo intellettuale compagnia. Perché? Perché qui abbiamo le ospiti di questa sera. Una la conoscete già, è Sonia Bedeschi, valente collega che è alla mia destra. Ecco, sto alzando la mano per chi ci vede sul 200, no, si svita, sul 252 del digitale terrestre. L'altra invece ve la presento, perché chi viene la prima volta riceve, lo sapete, come trattamento la presentazione minolata. E allora, Lucia Lopalo, orgogliosamente italiana, madre di 4 figli e cristiana, manager internazionale specializzati in ESG Environment, Social and Governance,
Dall'8 agosto di quest'anno è la prima presidente donna dell'ARPA Lombardia, della quale per i prossimi 5 anni sarà anche amministratore unico. Tenace, decisa, unisce l'acutezza sicula alla praticità bergamasca secondo le sue origini da un capo all'altro del paese. Tocca a questa donna volitiva occuparsi della sicurezza ambientale lombarda. Tra queste, per esempio, ne parleremo en passant, c'è la sicurezza di Tavernola sulle rive del lago di Seo, 100.000 metri quadri per un volume tra circa 2 milioni e 100 e 1 milione e mezzo di metri cubi. Per chiarirci, la frana del Vajont stimata furono 270 milioni di metri cubi, che vengono monitorati dall'agosto 2021 con un radar da terra. Molto c'è ancora da fare, come ci spiegherà adesso, ma nel darle il buonasera e benvenuta a Zoom, cara Presidente, per prima cosa, visto che lei è anche la prima donna a guidarla, ma che è l'ARPA? Allora, innanzitutto, Cosa fa? grazie Antonino, grazie per la presentazione. Prego. Buonasera a tutti, sono Lucia Lopalo, come giustamente ha detto lui, e sono presidente di ARPA Lombardia, che è l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Non sono la prima donna presidente, per essere precisa, ma sono la seconda. Un decennio, circa 10 anni fa, credo che ci fosse stata la prima donna, che si insediò 2 anni, ma in realtà sono la prima donna lombarda, madre, come hai presentato tu, che presiede ARPA. ARPA è l'agenzia regionale che protegge l'ambiente e ci occupiamo appunto di monitorare le frane, perché visto che hai citato Tavernola, questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore, di monitorare la qualità dell'aria. Noi abbiamo una marea di tecnici qualificatissimi che monitorano la qualità dell'aria e la qualità dell'acqua, ad esempio anche non solo quello, ma anche le bonifiche, insomma tutto ciò che è la rilevazione ambientale. Ecco, la rilevazione ambientale, quando vi dicono per esempio che la qualità dell'aria o la concentrazione del monossido di carbonio oppure le parti per milioni di particolato, e quindi su questo si decide anche l'eventuale blocco del traffico e così via, sappiate che è colpa sua. No, non stiamo parlando di colpa, ma stiamo parlando di peccato, del serio lavoro che viene svolto ovviamente da una struttura che si basa su evidenze scientifiche, sui rilevatori, e naturalmente è un'attività che è H24 tutti i giorni dell'anno, mica avete le vacanze voi. No, ARPA non fa questo genere di attività, nel senso che non si occupa né delle scelte politiche, quello è Regione Lombardia. No, ARPA, parliamo di monitoraggio, intendo. Noi forniamo i dati, essendo un'agenzia regionale lombarda, Regione Lombardia è quella che ci dà gli indirizzi e gli input e noi forniamo praticamente tutti i dati relativi alla qualità dell'aria, mentre i blocchi dell'area B e dell'area C, quello tipica è proprio squisitamente comunale, quindi prendetevela con sala. Ecco, sì, appunto. Ne parlavamo prima, infatti, chissà quanto fischieranno le orecchie stasera al sindaco più amato d'Italia. Non ci tengo perché non vorrei trovarvi sotto casa mia tutti quanti per l'area B e C. Sappiate che il sentiment è condiviso anche dal presidente di ARPA. Ecco, in questo periodo ci raccontano che viviamo in una delle aree più inquinate d'Europa, l'area della pianura padana è inquinata e così via. Ma cosa faccio? Riprendo a fumare per compensare o posso ancora respirare normalmente? Guarda, ci sono delle ottime notizie in tal senso che la qualità dell'aria della pianura padana della Lombardia, nella fattispecie, perché noi ci occupiamo della Lombardia, è molto molto migliorata. ARPA Lombardia ha delle colonnine che misurano pressoché in tutte le province lombarde, misurano la qualità dell'aria. Il problema è un altro, è a monte. Lombardia è migliorata. La pianura padana ha una conformazione territoriale tale per cui a Catino, se vogliamo dare nell'immaginario un'idea immaginaria, a Catino tale per cui noi abbiamo una difficoltà intrinseca nel passaggio dei venti, che quello non ci favorisce nel pulire l'aria rapidamente rispetto a tante altre zone. Il problema serio è che l'Europa, creando non pochi problemi, ci sta imponendo dei parametri nella qualità dell'aria che sono irraggiungibili. Ma non è propaganda politica, sono realmente irraggiungibili. Qui vi parlo dal lato tecnico. E il dato vero è che la Lombardia, con tutte le misure che sono state prese, comprese anche quelle del traffico, del favorire la transizione green a 360 gradi, ha migliorato notevolmente la qualità dell'aria. È scesa di parecchio, sono scesi di parecchio i valori di tutto ciò che era nocivo per l'aria, ma i parametri che ci chiedono l'Europa li chiedono, perché poi basti pensare che sono più regioni che sono coinvolte in questa legge europea. I parametri che ci chiedono significherebbe spegnere il nord Italia. Ecco, tanto per gradire. Ma allora possiamo dire tranquillamente che qui ancora una volta siamo davanti al classico caso
di ideologia green, visto e considerato che, ripeto, qui sta parlando la presidente dell'ARPA, quindi non è che l'abbiamo trovata alla bocciofila, sta parlando una persona estremamente competente. Allora io mi chiedo, se la presidente dell'ARPA Lombardia mi dice: ragazzi, guardate che l'aria è nettamente migliorata negli anni, abbiamo fatto gli sforzi giusti e questo significa meno bronchiti, meno tumori, meno malattie, meno carico sul Servizio Sanitario Nazionale anche, eccetera, eccetera, eccetera. Come possiamo reagire a questi signori di Bruxelles che evidentemente vivono nel mondo delle favole? Beh, quelle sono scelte prettamente politiche. Vi posso solo dire che sicuramente Regione Lombardia non si è passivamente fermata a guardare, ma si è opposta a questi parametri che sono insostenibili. Ci siamo rivolti anche alla Corte Costituzionale, però purtroppo non ci sono la Regione Lombardia si è rivolta alle varie sedi opportune per contrastare, per, dimostrare insieme a altre regioni come il Veneto ad esempio, contro queste scelte, però purtroppo l'Europa è giunta già in parte a imporci questi parametri irraggiungibili, come ho già detto prima. Certo, questo è una scelta politica difficile e poi dopo bisogna vedere anche cosa c'è dietro a priori rispetto a questo filo conduttore dell'ecoansia che ci vogliono propinare, anche perché non volendo pensar male, ma qualcuno diceva che pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, c'è anche il discorso che la Lombardia è la quarta regione più ricca e potente d'Europa. Quindi voler fermare l'industrializzazione della regione più ricca e potente d'Europa potrebbe essere una scelta comoda per chi vuole muovere quelli che sono i fili. Sì, certo, solo che però per suicidarsi ci sono così tanti bei balconi in giro, giusto la Lombardia dobbiamo spegnere. No, la Lombardia e tutto il nord Italia in realtà. Infatti questa protesta nei confronti dell'Europa non è una protesta politica, è una protesta che ha coinvolto anche, regioni che politicamente magari non sono legate da noi. È una protesta legata meramente alla produttività del nord Italia. Quindi noi possiamo raggiungere determinati parametri e stiamo correndo verso quei parametri perché sono state fatte scelte anche legate proprio alla transizione europea ecologica che molte aziende hanno avuto l'opportunità e hanno l'opportunità attraverso il PNRR di fare un revamping che comporterà un revamping energetico che comporterà da una parte meno dispendio energetico e dall'altra meno emissioni. Certo. Quindi su questa è la linea che stiamo prendendo come Regione Lombardia. Se questo però purtroppo invece quello che ci chiedono di fare spegnerà il nord Italia, diciamo che non penso che siano contenti poi le persone di avere vallate sicuramente. E poi c'è anche da dire una cosa fondamentale: la tecnologia attuale impiantistica e produttiva non inquina in minima parte. La tecnologia attuale, per quello che le aziende stanno correndo per fare un revamping. Questa è una guerra meramente ideologica, economico-politica, punto. 346 642 7756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o il WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete intervenire attraverso quel magnifico strumento che Meucci ci ha donato, ovvero sia il telefono. Abbiamo una zappa che è arrivata adesso dal nostro Raul da Cesano Maderno. Partiamo col dire che odio tutte le iniziative green che in questi mesi e anni ci stanno imponendo e che non posso girare con le mie Vespe e lambrette d'epoca perché troppo inquinanti. Devo però ammettere che quando c'è stato il famoso lockdown in tutte le nostre città c'era un cielo azzurro mai visto prima. Merito anche degli aerei Euro 0 fermi? Guardi, io le posso dare una risposta. Sicuramente, il fatto che si sia fermata un po' quella che era il traffico, quella che era la vita, anche l'industrializzazione, sicuramente questo ha portato a ridurre, l'inquinamento in generale. Però noi dobbiamo capire, secondo me alle persone bisogna raccontare e formare anche quale in parte è il prezzo da pagare per poter vivere in un contesto moderno, in un contesto che ci offre possibilità di una società civile, di avere il progresso. Quindi se noi vogliamo avere la forza lavoro, l'opportunità di lavoro e di creare lavoro, abbiamo delle aziende. Le stesse aziende le stesse industrie stanno facendo dei passi da gigante per poter fare il cosiddetto revamping, anche la stessa rivoluzione ESG, quella che ha citato lei prima, che è l'Environment, Social and Governance, ha la voce E. Ci sono circa 120 normative che
obbligano, tra virgolette, le aziende nel corso dei prossimi 5 anni ad adeguarsi a quello che è un moderno green, è un modello green, e questo è corretto, è giusto, anche dal punto di vista del social, della governance. Quindi questo significa che noi stiamo andando verso quella direzione, verso quell'indirizzo politico che ci dicono. Però se vogliamo totalmente il cielo azzurro, come c'è stato effettivamente durante il lockdown, tutti abbiamo notato oggettivamente un miglioramento della qualità dell'acqua, dell'aria, però era tutto fermo, non c'era in giro nessuno. Cioè, questo poi dopo sono scelte di vita che ognuno di noi fa. Ci sono luoghi isolati dove tu, se dopo stai male o se magari non vuoi avere contatti con la gente, puoi vivere serenamente in un eremo, però quella è una scelta di vita. Invece una regione come la nostra, la regione Lombardia, il nord Italia, è una regione iperproduttiva dal punto di vista industriale, nella sanità. Abbiamo oggettivamente delle scelte che poi comportano sul lago della bilancia, e Regione Lombardia nella fattispecie, proprio anche attraverso la scelta di creare un'agenzia di protezione dell'ambiente così importante come ARPA, ha voluto, già da quando l'ha creata, dandogli una presidenza che ha un indirizzo politico istituzionale, mentre le altre ARPA d'Italia non ce l'hanno, hanno solo un amministratore, ha voluto creare un ente forte, deciso, autonomo per proteggere l'ambiente. Esatto. Sonia. Insomma, una presidenza tutta al femminile che punta a, come dire, a confondersi molto bene con quello che è il territorio lombardo. So che partirà un vero e proprio tour per le province lombarde, per far capire che anche la presidente è in mezzo alla gente e al suo territorio. Sì, tra i nostri programmi c'è anche quello di innanzitutto presentarmi, farmi conoscere, perché sono la presidente neoeletta e non voglio assolutamente dare un'impressione di essere un'entità là astratta, e poi c'è anche quello di formare, far conoscere cos'è ARPA, e ARPA in sé per sé organizza tantissimi corsi di formazione, sia per le scuole, sia per i comuni, sia per gli enti, sia per i carabinieri, per la polizia, dove c'è una scuola di formazione ambientale che è forte. Quindi noi ovviamente vogliamo, attraverso la comunicazione e i mezzi che ci offre la comunicazione, farci conoscere il più possibile. E anche la presidente ha voglia di girare un pochino per i dipartimenti, ma anche per le realtà industriali, per poter vedere e apprezzare soprattutto quelle virtuose, ovviamente, anzi specialmente solo quelle virtuose. In qualche modo un sistema premiante. Anche perché l'educazione ambientale, come dire, insegna la buona cultura, no? Quindi il rispetto ambientale significa fare cultura. Assolutamente sì, la cultura è fondamentale, e noi abbiamo visto che la nostra generazione di ragazzi giovani è molto, molto attenta a quello che è per il rispetto per l'ambiente. Già parte da una buona base di partenza. Come giustamente prima hai detto tu, ho 4 figli, quindi vedo già i ragazzi piccolini, li frequento sia per maternità e sia anche perché mi occupo di tutela e difesa dei minori, quindi vedo che hanno già una coscienza in sé per sé già proiettata verso la tutela e la difesa dell'ambiente. Direi. Allora io adesso volevi dire qualcosa tu, no? Prego. No, è un po' un quinto figlio l'ARPA per l'attuale presidente, mi viene da dire, no? Un figlio in gamba, geniale, preparatissimo, e che ha sempre fatto, e adesso ha tanta voglia di fare ancor di più. Presidente, senta, ma visto che lei presiede l'ARPA, se io adesso dicessi quella parola con la N, quella parola peccaminosa che turba i sogni dei più green, che si svegliano la notte urlando, se io adesso la dico, sì, la dico, nucleare, lei che cosa ci suona? Allora, il tema del nucleare è un tema veramente, veramente serio, ed è comunque sia divisivo. Certo, avere una centrale nucleare in Francia piuttosto che ai confini dell'Italia e non averla in Italia suona quantomeno un pochino, non voglio dire ridicolo, però quantomeno dicotomico, ecco. Il nucleare risolverebbe tantissime cose, perché noi comunque abbiamo difficoltà per produrre energia, questo è ovvio, e dobbiamo per forza essere sempre esterofili per approvvigionarci di energia. Il tema è dove, come, perché poi ogni volta che si propone di fare un impianto di un certo tipo all'avanguardia, non solo l'iter autorizzativo è cavilloso, e io non voglio parlare dalla parte della presidenza dell'ARPA, ma mi metto anche dalla parte dell'imprenditore, ma è comunque sia, bisogna fare i conti anche con tutti i comitati che puntualmente sorgono. Allora, a questo punto tante volte la politica dice alt, preferisco prendere ad esempio i rifiuti, mandarli all'estero, pagando perché ritirino i nostri rifiuti, e la Germania ad esempio con i nostri rifiuti cosa fa? Li brucia, produce energia che rivende a chi?
all'Italia. Sì, ma questo, faccio appello alle nostre comuni origini, a questo punto userò questa metafora, lei già mi guarda, a posto siamo. Questo è come A posto. quello che per fare dispetto alla suocera si virò. Vabbè, poi dopo pazienza, non mi Ma fa non è che lo Stato italiano si può virare continuamente, economicamente parlando, sol perché quella parola con la N a qualcuno fa venire i brutti sogni la notte. Allora, il nucleare è una tematica seria perché comunque sia nella sua instabilità andrebbe nella sua non instabilità perché è molto stabile, però l'allocazione andrebbe controllata, super controllata e andrebbe messa in punti che poi non rischiamo di far la fine di Fukushima, che insomma è stata una cosa abbastanza che abbiam visto tutti, pure il Giappone è super controllato, anche se era super sismico. E quindi questo è un tema veramente difficile. Sicuramente ci sono tanti altri modi per produrre energia, Sì. anche meno pericolosi, meno anche, come dire, indirizzabili negativamente dai comitati piuttosto che dagli ambientalisti, e ci sono altre strade da poter percorrere. Però io a questo punto dico: io sono il presidente di ARPA, l'ARPA è un luogo tecnico, quindi non mi occupo di politica in tal senso e pertanto non faccio quella che magari può consigliare di non virarsi, però dopo alla fine lascia la Bene, scelta di Carnelli, scusa, puoi aprire un attimo il computer qui? Vorrei far vedere una cosa a chi ci sta seguendo con la radiovisione. Allora, questo è Google Maps. Voi dovete sapere che io con la Vespa faccio tanta strada, faccio qualcosa come 5-6 mila chilometri all'anno. abita lì? No, d'estate io attraverso tutta la pianura, giungo fino al Col di Nava e poi arrivo fino a Sanremo. Sono 300 chilometri che macino in circa 6 ore. A un certo punto, in un'ansa, una curva, sembra di essere a Springfield perché spunta questa ciminiera alta, le 2 torri di raffreddamento ed è la centrale e quel che resta della centrale atomica di Trino Vercellese. Ecco, vi faccio vedere con Google Maps quant'è la distanza tra Trino Vercellese e più o meno Piazza Duomo. Sono 75 chilometri e 120 metri. Questa centrale è stata lì dalla metà degli anni 60 Sì. e ha prodotto corrente elettrica da energia atomica fino al 1987. Quindi, come vedete, questa stava a 70 chilometri di distanza, ma ora ve ne faccio vedere un'altra. Qui non ci sono andato con la Vespa, ma ci sono andato Possiamo andarci, se vuole. sì, ma Io ci sono anch'io. andato Io con Sonia con la la mia Vespa. Alfa Romeo. Ecco qua. Questo qua invece 71 chilometri e metri 850 da Piazza del Duomo è Caorso. Certo. Quindi Caorso, impianto se non sbaglio del 1978, che alla data di dismissione aveva fatto il carico di uranio, aveva fatto il carico di uranio nemmeno 6 mesi prima. Quindi immaginate, hanno preso una macchina con il pieno fatto e l'hanno rottamata. Quindi Caorso, vi ripeto, che 6 mesi prima aveva fatto il carico di uranio, grazie al referendum dell'87, che fu un referendum fatto sull'onda dell'emotività, venne chiusa. Ma a 75 chilometri e 120 metri da Piazza del Duomo nel primo caso e a 71 chilometri e metri 850 c'erano 2 centrali atomiche a distanza di Milano. 2, no una, 2. Ed erano anche abbastanza potenti. Domanda. Non avete avuto paura negli anni 60-70 con questi 2 bollitori atomici che certo non avevano le misure di sicurezza che ci sono oggi, non avevano le capacità che ci sono oggi e così via, a parte il fatto che non è mai successo niente. Perché vi ricordo che l'energia atomica è stata inventata da un tizio che si chiamava Enrico Fermi, così, en passant ve lo ricordo. Ma non avete avuto paura di Trino e di Caorso? Dovete avere paura di qualche altro nuovo reattore? Tutto qui. Lo domando a chi mi ascolta, non lo chiedo a lei che non la voglio mettere in difficoltà. No, ma io se vuole le rispondo anche. E allora Il tema della difficoltà, ma il tema del nucleare, chiudere. il tema del nucleare è un tema delicato. Solo che siamo nel 2023. Premetto Esatto. che nel 2023 il nucleare potrebbe essere una soluzione, ma abbiamo tante altre soluzioni meno impegnative,
del nucleare che sono altrettanto valide per poter creare energia. Sono valide, utili e servono a noi anche come ambiente. Ad esempio, poi voglio un esempio, ci sono tanti... Riprendiamo a fare le dighe. No, le dighe no, quello è più complesso. Mm. Ci sono degli impianti di ultima tecnologia, ora non le voglio stare qui nello specifico a dire perché sarebbe un tecnicismo anche che penso che non interessi, però ci sono degli impianti di creazione della trasformazione degli rifiuti che potrebbero in qualche modo essere molto più utili, visto che noi comunque come società, è vero che Regione Lombardia, l'indirizzo di Regione Lombardia, ed è sacrosanto, è quello di ridurre al minimo il materiale di scarto, come ci sta riuscendo, perché noi il rifiuto non è più un rifiuto, ma è un valore. E su questo non vi è alcun dubbio. Per altri sì, è vero che una minima parte l'abbiamo e con quella parte lì ci sono realtà che possono produrre rifiuti ed essere anche gradevoli, oltre non inquinanti, anche gradevoli dall'impatto ambientale, perché comunque la storia ci insegna, adesso mi viene in mente Spittelnau, che Sì. fu un impianto che fu creato al centro della città e anzi ci fu un comitato scientifico prima che venne interpellato per poter dare tutte le sicurezze alla cittadinanza che quell'impianto, ma stiamo parlando, mi scusi, mi ricordi lei l'anno perché io non mi ricordo più di Spittelnau anni 70. Dovrebbe essere il 70. 94, No, no, ancora molto prima, molto, negli molto anni 70 credo. se non erro, ed era, adesso è un museo, però sta di fatto perché era bellissimo vedersi in funzione di quei tempi, oppure a Copenaghen, un po' più recente, dove hanno fatto una Quello pista con da la sci, pista da sci, sì. dove hanno fatto le piste da sci. Ci sono tante realtà attualmente nel 2023 con la tecnologia che avanza, che potrebbero essere delle ottime soluzioni che uniscono sia la sostenibilità, sia l'approvvigionamento energetico e sia anche il gradevole impatto estetico. Poi arrivano i 5 Stelle e dicono che non se ne parla. D'altra parte i 5 Stelle sono i 5 Stelle, quindi il buon Dio ce li tenga sempre e ce li conservi in gloria. Oremus. Sonia, Sonia, proviamo a tirare un po' le somme. Un piccolo accenno a Tavernole. Tavernola Bergamasca, A grazie. Tavernola Bergamasca, appunto. Viene monitorata costantemente, Sì, tra l'altro precisiamolo. esatto, scusi. Si è parlato nei mesi scorsi di spostare il cementificio oppure di cambiare il metodo estrattivo del materiale per produrre appunto il cemento, di utilizzare nella miniera i martelli pneumatici anziché l'esplosivo. Sostanzialmente c'è qualcosa di preoccupante a Tavernole oppure... Allora, il dato è che l'indirizzo del governo è quello della prevenzione, l'indirizzo della regione è lo stesso, è quello della prevenzione e idem l'indirizzo di ARPA è quello della prevenzione e pur tuttavia questo indirizzo totalmente rispettato, noi abbiamo una realtà, quella di Tavernola Bergamasca, per chi non lo sa, dove c'è un cementificio da cui viene estratto non più con l'esplosivo da diversi anni, ma viene estratto con i martelli pneumatici, adesso il processo tecnico non lo conosco se non a grandi linee, viene estratto il materiale per produrre il clinker. Ovviamente adesso la realtà è molto molto più ridotta rispetto a anni fa. Questo cementificio è comunque in minima parte, hanno provato anche a utilizzarlo, ma veramente in minima parte, come inceneritore per i rifiuti. Infatti c'è stato un insorgimento popolare perché c'erano delle missioni particolari. ARPA ha fatto tutti i controlli perché la frana che interessa la parte sopra del cementificio è la frana addirittura più monitorata d'Italia, quindi veramente molto molto attenzionata. Però visto anche che noi vogliamo pensare anche al fatto che visto che il cementificio comunque sia non ha una grandissima attività, che potrebbe essere anche nell'ottica della prevenzione, quella di pensare di dismetterlo completamente. Ripeto, ad ora allarmi non ce ne sono. Ci sono dei preoccupanti eventi sismici, c'è stato uno nella Bassa Bergamasca di recente e nell'ottica proprio lei ha citato il Vajont prima. Sì. Il Vajont aveva una realtà ovviamente molto molto peggio rispetto a quella del cementificio di Tavernola o della situazione di Tavernola della frana della Soresina, una situazione molto peggio, però pur tuttavia similare, dove c'era questa frana che scendeva, dove avevano adeguato tutti i parametri possibili e immaginabili dopo anni di controlli di studio, pur tuttavia è successo quello che è successo. Beh, certo, se vai a fare una diga con uno dei laghi più grandi e la diga d'arco più alta allora al mondo, in un posto in cui la montagna si chiama Monte Toc, cioè marcio, principio Sigiolivo ben conduce, per dirla con l'Orlando innamorato. Bellissima questa citazione. Bastava Grazie. magari non riempirla così tanto d'acqua, come era stato chiesto di fare, però è meglio dire che saccio che sapia.
Appunto, quindi a meglio parole che da che non si dice. Bene, ecco, 30 secondi di pausa e torniamo tra poco qui a Radio Bagheria a Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. E rieccoci qua, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con Lucia Lopalo, presidente di ARPA Lombardia, e la collega Sonia Bedeschi, valente collega come sempre. Allora, chiudiamo con la più classica delle domande a questo punto, che Gianni Minà suggeriva come domanda finale del bravo intervistatore. Che cosa farà domani? Domani mi sveglio, porterò come tutte le mattine i miei figli a scuola, andrò in ufficio, organizzerò la mia giornata del lavoro e penserò il modo e cercherò di fare in modo che la sera, prima di chiudere, ho fatto anche qualcosa di piccolo per migliorare ARPA e per migliorare la mia regione. E sarà un altro passo in più. Tu, Sonia? Io vorrei sottolineare che, avendo questa nota tutta al femminile, quindi tutta in rosa, l'ARPA, come dire, verrà valorizzata ancora di più, perché tu, Antonino, lo sai bene che insomma il tocco delle donne si distingue sempre, vero o no? Ah sì, certo, mi verrebbe un altro proverbio, ma non lo citerò. Bene, chiudiamo, visto che si parla di passi in avanti, chiudiamo con un pezzo che molti di voi riconosceranno a primo colpo, Jackson Browne, Running on Empty del 1977, qualcuno di voi lo ricorderà da Forrest Gump, quando Forrest comincia ad attraversare l'ambiente incontaminato degli Stati Uniti d'America. Ammetto che anche io avrei voglia di dire sono un po' stanchino, magari correndo lungo qualche lago lombardo. E vai.
Eccolo, sta per parlare, ora si gira, sta per parlare. Sono un po' stanchino, credo che me ne andrò a casa. Vi ricordate in Forrest Gump, quando Forrest, dopo aver corso per circa 3 anni di fila, finalmente si ferma in mezzo alla Monument Valley e, e improvvisamente parla a questo codazzo di persone che l'ha seguito attraverso tutti gli Stati Uniti d'America in questa sua folle impresa. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, grazie a Lucia Lopalo e Sonia Bedeschi per la cortesia, per quello che ci hanno detto. Credo temi molto interessanti su cui riflettere. Adesso presentiamo un libro. È uscito questo libro per i tipi di PM, editore, e l'ho scritto Daniele Capezzone. Daniele Capezzone non ha bisogno di presentazioni, anche perché, lo sapete, è un amico di questa radio, ha parlato per anni a questi microfoni, quindi voglio dire, sapete tutti chi è. Da ultimo è diventato direttore editoriale di Libero, continua a fare in modo valente da par suo questo mestiere e nel fare questo mestiere ha anche scritto un interessante volume. Il volume si intitola E basta con sto fascismo. Cari compagni, ci avete rotto, puntini sospensivi. Potete immaginare che cosa. È un volume, io credo, interessante, stuzzicante, serio, perché al di là del titolo volutamente provocatorio è naturalmente un volume che si occupa di mettere un po' a posto questa continua ondata politically correct che non serve a nessuno. E allora, Giulio Cesare Carnelli, condottiere o mio condottiere, a proposito, buon lavoro anche a te, io non ho fatto a tempo a dirtelo prima, la creanza prima di tutto, scusami. Andiamo con l'intervista al mitico Daniele Capezzone, vai! Allora, stasera qui a Zoom torna un amico, uno che conoscete bene perché dalle nostre magiche onde, insomma, ha parlato per un bel po' di tempo e le sue analisi continuano a essere molto lucide. È diventato il direttore responsabile di Libero, è Daniele Capezzone, che ringrazio e saluto, ma soprattutto io esordirei con questa frase: e basta con sto fascismo, cari compagni, ci avete rotto. Questo è il titolo del suo ultimo libro, che peraltro già dal titolo mi pare un chiaro sfogo. Sì, ma intanto guarda, siccome già sono sotto molti mirini per il libro, fammi fare una mini precisazione. Sono direttore editoriale di Libero, il direttore responsabile è il mio amico fantastico Mario Secchi. E per il resto il libro guarda, è miracolosamente, da quando è uscito da una settimana, è primo nella sua categoria su Amazon. E che cos'è? È un'operazione in 2 parti. La prima parte, quella che tu hai evocato, è insieme uno sfogo, un sorriso e un ragionamento contro il tentativo della sinistra di fascistizzare costantemente il nemico. Chi è il nemico è fascista. Come era Berlusconi era fascista. Come è Salvini è fascista. Come è la Meloni è fascistissima. È un modo questo di ragionare, francamente a me sembra una cosa tragicomica che avvelena semplicemente i pozzi. Benito Mussolini è stato un dittatore orrendo, ma è morto nel 1945, cioè la bellezza, se faccio bene i conti, di 78 anni fa. Applicare il metro Mussolini agli avversari politici della sinistra quasi 8 decenni dopo è una roba che ti fa chiamare gli infermieri. Esatto, esattamente. Eppure però questa parola continua a risuonare in bocca, addirittura l'ultima, come si dice, l'ultima serie di Zero Calcare, questo mondo non mi renderà cattivo, addirittura lui spiega: io ora li chiamo tutti nazisti perché la gente ha normalizzato l'espressione fascista, dicono vabbè, è fascista ma è una brava persona. Ma questi quando è che la finiscono di continuare a vedere gente in orbace che non esiste? Cioè la loro ragione sociale è esistere fino a quando esiste il fascismo che non c'è più? Guarda, uno potrebbe, diciamo, se uno seguisse
seguisse un percorso totalmente razionale potrebbe dire: ma cari Antonino e Daniele, dal punto di vista elettorale questa fascistizzazione del nemico alla sinistra non funziona, perché dopo una campagna tutta il fascismo, il 25 settembre scorso la sinistra ha perso. E ancora razionalmente uno potrebbe dire: ma guarda che non gli funziona nemmeno dal punto di vista editoriale, perché centrare la proposta politica di alcuni quotidiani tutto su questo non gli sta facendo guadagnare copie. Allora uno può dire: ma e allora perché lo fanno? Lo fanno per una ragione molto precisa, a mio avviso, che è quella di avvelenare il clima, cioè anche se non centrano il risultato di prendere più voti o di vendere più copie, anche se perfino a sinistra, diciamo, il riflesso pavloviano di dire partigiani alle armi, tutti in montagna che arriva il fascista, non funziona, però si ottiene comunque un effetto, diciamo così, laterale significativo, che è quello di avvelenare il dibattito pubblico, di creare intorno al vincitore delle elezioni un'atmosfera negativa, avvelenata, che risolve anche i problemi delle opposizioni. In che senso? Se il nemico è fascista, diventa automaticamente fascista tutto ciò che il nemico propone e non se ne deve nemmeno più discutere nel merito. Proponi una cosa sull'immigrazione, è fascista, e quindi tu opposizione cali il jolly e non ne discuti nemmeno. Proponi una cosa sulle riforme istituzionali, è fascista, cioè hai risolto in radice anche la necessità di entrare nel merito, di confrontarti sul contenuto dei problemi, delle proposte, di fare magari delle controproposte tue, basta, no, invece c'è, diciamo così, l'anatema preventivo che risolve tutto. Ecco, un po' ricorda un certo sketch di Franco e Ciccio in cui alla fine, sopraffatto dalla capacità argomentativa di uno dei due, Franco Franchi rispondeva: vabbè, ma tanto tu sei cornuto, e il cornuto si sa ha sempre torto, quindi anche essere cornuti è essere fascisti, evidentemente, nella testa di questi qui, se no non si spiega. Sai, loro parlano tanto, prendi il tipo di argomento usato tante volte contro Trump, no? Non me lo nascondo, anche a volte con un elemento di verità. Dice: ma Trump e quelli come lui vogliono la post-verità, una verità ricostruita a posteriori secondo le esigenze di propaganda. Chissà, può darsi in qualche occasione, ma il problema è che loro invece hanno la pre-verità, hanno una specie di pre-truth, non di post. Cioè pre-verità che scatta in relazione già alla persona che sta parlando, al chi parla, prima ancora del cosa sta dicendo. Siccome parla il nemico, è già fascista e ha già torto, e non dobbiamo nemmeno entrare nel merito. Questo io lo trovo pericolosissimo, perché guarda, noi naturalmente ne sorridiamo, ma getta le basi per una specie di guerra civile strisciante, perché se io non accetto l'ipotesi di perdere le elezioni e che tu possa vincerle, se io non accetto l'idea di essere governato da quell'altro perché quell'altro è fascista, e questo mina, diciamo, quell'elemento minimo che dovrebbe tenere insieme il vincitore e lo sconfitto di una prova elettorale. Non c'è solo questo, c'è anche il tappare la bocca alle volte utilizzando anche maniere forti, e voglio dire, tu ne sai qualcosa? Sì, sai, cioè la via, diciamo, pratica è esattamente un anno fa, il 25 ottobre dell'anno scorso, alla Sapienza accadde una cosa veramente molto spiacevole, tentativo chiaro di impedire una conferenza, poi la conferenza si tenne, ma in stato di assedio praticamente, con alcune centinaia di persone fuori che insomma erano pronte a fare di fare un capezzone a pezzetti piuttosto piccoli, mettiamola così. E questa è una strada. Dopodiché però c'è anche la seconda strada che io esamino nella seconda parte del libro, e che è una cosa apparentemente più soft, più dolce, che non richiede né bastoni né catene né altro, né uso dei pugni, ma è questa prigione mentale politicamente corretta. Sì, questo non si può dire, questo non si può affermare, quell'altro offende, quell'altra cosa no, e a poco una cosa che era nata
a parole, nelle loro intenzioni, come una tutela delle diversità, è diventata l'esposizione di una ferrea omogeneità, e qualunque pensiero differente viene colpito col martello appunto dell'uniformità e dell'omogeneizzazione. Però poi si passa anche dalla civile e misurata denuncia di tutto questo, dal liberty speech che tu fai in questo libro, alle uscite di Vannacci che dice: io ho il diritto di odiare la gente, ho il diritto di chiamare qualcuno ricchione e così via. Ecco, dov'è il limite però? Perché poi si finisce per dargli ragione. Ma mettiamola così, allora io difendo la libertà di parola sempre e comunque al 100% nei confronti di chiunque. Il libro di Vannacci ha delle pagine che io condivido molto, ha delle altre pagine che non mi piacciono, ma io difendo il suo diritto a avere scritto le prime, avere scritto le seconde. Questa idea per cui la libertà di parola debba essere sempre concessa da un censore, no? Per cui è lui che ti deve dare l'imprimatur, il visto si stampi, eccetera, io la trovo insopportabile. Quindi da questo punto di vista io non ho avuto un istante di esitazione sin dal primo minuto a difendere tutta intera la libertà di Vannacci. Dopodiché, e questo però è un piano successivo di riflessione, io invito chi sta, diciamo così, da questa parte, da questa metà campo, mi permetto di dire nella nostra metà campo, a non commettere, diciamo così, errori di ingenuità, a non facilitare il compito a chi già ti vuole fascistizzare per principio. Quindi da questo punto di vista tu la battaglia contro il politicamente corretto la devi fare prendendo, a mio avviso, la bandiera della libertà, non consentendo agli altri che già ti vogliono infilare, no, l'orbace, la camicia nera e gli stivaloni, come dire, evitiamo di facilitargli il compito, mettiamola così. Senti, ma come riusciremo a vincere questa battaglia culturale? Perché è anche una battaglia culturale contro l'ossessione dei compagni col fascismo e tutto il resto. Beh, magari anche la destra dovrebbe darsi una svegliata, insomma, mentre ti sto parlando e siamo a una settimana intera dall'uscita del libro, essendo secondo la vulgata, no, la RAI ora una RAI sovranista, fascista e cattiva, ed essendo chi ti parla naturalmente un fiancheggiatore della destra fascista e cattiva, sai quanto tempo ho potuto parlare sulla rete 1 della RAI? 0 secondi. Bene. E su Rai 2 sai quanto tempo? 0 secondi. E su Rai 3 sai quanto tempo? 0 secondi. E su Rai News 24 sai quanto tempo? 0 secondi. E a Radio Rai sai quanto tempo? 2 minuti di pomeriggio alle 16. Champagne! Ragazzi, no, ma questo lo dico, naturalmente io sono totalmente irrilevante, ma dopo che a destra si è fatta in parte una giusta denuncia e in parte una fastidiosa lagna sull'egemonia della sinistra, ora è il momento non più di lamentarsi, ma di, se uno ne è capace, di giocare al contrattacco e di proporre una visione culturale da questo lato. Non sempre ho l'impressione, diciamo, che questa volontà o capacità ci sia, speriamo ce ne sia di più in futuro. Sì, quello sì, anche perché mi pare che da questo lato, quando si dice ora mettiamo la nostra gente dentro, improvvisamente viene la remora dicendo però poi ci accusano di occupare la RAI, di occupare le cose, ma mi pare che gli altri l'hanno occupato 80 anni. Allora, la mia visione è che tu non debba occupare niente, tu debba semplicemente rompere la cappa, cioè è già una operazione meritoria, sarebbe già un'operazione meritoria rompere la cappa, la gabbia, la prigione e dare aria alla stanza, semplicemente facendo circolare voci diverse, quello di sinistra, quello di destra, quello più liberale, quello di tipo... Fai circolare tu. Una stanza che è stata tanto tempo chiusa, la prima cosa, si aprono le finestre. Non devi avere fretta di sostituire alla vecchia cappa la tua cappetta di amici, cosa che peraltro in genere alla destra non riesce nemmeno. Sarebbe già altamente meritorio arieggiare la stanza. È l'auspicio che mi permetto di formulare anche in questa nostra conversazione. Certo.
Daniele, senti, un'ultima domanda. Che reazioni hai avuto dai lettori? Di grande entusiasmo, guarda, allora intanto sai, queste cose sono sempre incerte, il lancio su Amazon del libro è stato entusiasmante, perché nonostante, diciamolo chiaramente, è televisione quasi nulla e soltanto 4 cose molto belle sulla carta stampata, Libero, Giornale, Tempo, Italia Oggi. Ciò nonostante il libro da una settimana è primo nella sua categoria della saggistica politica e circola, eccetera. Certo, diciamo, confesso che sul piano dei media tradizionali speravo che in questa circostanza si volesse aprire un poco di dibattito, ma non mi pare aria, diciamo. Pazienza, è un'occasione persa, diciamo, da altri, ecco. Vabbè, l'importante è che siamo in tanti a ripeterlo con te, compagni, ci avete rotto, lo trovate per le edizioni PM. Grazie. Grazie, un saluto agli ascoltatori. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, avete ascoltato anche Daniele Capezzone con il suo bel nuovo volume e basta con sto fascismo per i tipi di PM. Allora, è arrivata una zappa al 346-642-7756 dal nostro Gianni da Genova. Ti saluto Gianni, ben trovato. E mi scrive: caro Antonino, per caso, dando un'occhiata al televideo, mi sono imbattuto in questa orrenda e atroce notizia. Se si inneggia in certe scuole ai criminali, terroristi e vigliacchi di Hamas, siamo ben conciati, Gianni. La notizia è questa, 18:54, Gianni mi ha mandato la foto del suo televisore,
Uccisi 40 bimbi in un kibbutz vicino a Gaza. Soldati israeliani hanno riferito alla TV 124 di aver trovato a Kfar Aza, una comunità rurale vicino al confine con Gaza, una quarantina di corpi di neonati e bambini piccoli, alcuni dei quali decapitati. I soldati stanno rimuovendo i cadaveri delle vittime, è ancora ignoto il numero esatto e i loro nomi. Sì, Gianni, abbiamo un aggiornamento su questo. BBC, un generale dell'esercito israeliano sta rilasciando i dettagli di quello che lui definisce un massacro appunto nel kibbutz di Kfar Aza in Israele, a piccola distanza dal confine con la striscia di Gaza. Si vedono i bambini, le madri, i genitori nei loro letti, nei loro rifugi, e si vede come i terroristi li hanno uccisi. È quello che ha detto il maggior generale Itai Veruv, come viene riportato dall'agenzia Reuters. Non è una guerra, non è un campo di battaglia, è un massacro, ha aggiunto. La Reuters informa che sono anche stati trovati in loco corpi di militanti di Hamas insieme a quelli dei residenti israeliani. Quindi evidentemente gli abitanti hanno provato a difendersi contro questa gente. Ecco, batte adesso la BBC, sempre dal kibbutz di Kfar Aza. Il titolo è questo: i corpi dei morti israeliani infilati dentro dei sacchi di plastica nera dopo l'omicidio di massa. Vi leggo brevemente la notizia, poi andiamo in pausa perché sono le 19:30 in questo momento. Abbiamo già fatto, allora andiamo avanti. Il kibbutz Kfar Aza, scrive il collega Jeremy Bowen, che è in loco e che sta battendo questa notizia proprio da lì in questo momento. Il kibbutz Kfar Aza condivide l'esperienza dei suoi vicini israeliani, è stato preso di sorpresa. La sua prima linea di difesa era la guardia del kibbutz, residenti con esperienza militare che pattugliavano il perimetro del kibbutz. Sono stati uccisi mentre combattevano contro gli assalitori sabato mattina. I loro corpi sono stati rimossi stamattina dalle loro posizioni al centro del kibbutz e, come tutti gli altri morti israeliani, sono stati avvolti nella plastica di colore nero e trasportati sulle barelle in un'area di parcheggio e sono stati poi deposti a terra in una linea in attesa naturalmente di essere raccolti e poi evidentemente portati a qualche fossa comune o comunque a un'inumazione. In Israele c'è nella religione ebraica c'è molta attenzione per quanto riguarda le esequie dei morti e anche questa è una cosa molto coinvolgente, tant'è vero che 2 giorni fa, mentre si tenevano i funerali di un cittadino inglese con passaporto israeliano che era morto combattendo contro i terroristi di Hamas, proprio mentre la sorella parlava alle esequie di suo fratello, c'è stato l'ennesimo allarme per il lancio dei razzi. Questo è quello che sta succedendo in queste ore e di cui vi diamo naturalmente ampio aggiornamento. Non è una bella cosa da raccontare, devo dire la verità. Non lo è affatto, perché è proprio vero, sembra una battuta, ma non lo è. In ogni guerra si inventa sempre un modo ulteriore per ammazzare gente. In questo caso è proprio la barbarie più primitiva, la barbarie più bassa, addirittura decapitare i bambini. L'ho detto l'altra volta nel caso del Nagorno, lo dico adesso. È lo stesso modo di fare che aveva Totò Riina. Totò Riina, quando cominciò la guerra di mafia nell'81, 80-81, e i corleonesi poi presero il potere a Palermo e presero il sopravvento sui palermitani, ordinò che della mafia perdente, delle famiglie palermitane, si dovesse perdere pure il seme, per dire che dovevano morire anche i bambini al di sopra dei 6 anni, perché quelli un giorno sarebbero stati degli adulti e avrebbero avuto voglia di vendetta. Qui non hanno esitato a tagliare la testa ai neonati, a tagliare la testa ai bambini.
Io veramente non riesco a spiegarmi, non riesco a immaginare soprattutto una scena del genere e mi chiedo davvero come si può fare come si possano fare certi discorsi. Tutto qui. 029294 7222 se avete voglia di dire qualcosa per telefono, oppure 346 642 7756. Sapete che stamattina Giorgia Meloni, tra l'altro, è stata alla sinagoga di Roma, ha incontrato il rabbino capo Di Segni e ha portato la sua solidarietà alla comunità ebraica. La premier, tra l'altro, si è intrattenuta col rabbino capo Riccardo Di Segni per circa un'ora prima di lasciare il tempio. Il senso di questa visita è chiaramente portare la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana, ha dichiarato la Meloni, perché nelle scelte terribili che arrivano da Israele c'è qualcosa di più di quello che si vede in un normale ma già tragico scenario di guerra, ha detto Meloni lasciando la sinagoga. Nella caccia casa per casa ai civili, nel rastrellamento di bambini, giovani, c'è l'odio verso l'intero popolo, ha sottolineato. Qualcosa di più per la lotta contro lo Stato di Israele, quindi penso che difendere il diritto all'esistenza e alla difesa di Israele significa difendere questi giovani, questi bambini, queste donne, e credo che chiaramente bisogna intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul nostro territorio, perché il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi. Quindi, ha concluso, sono qui a dire che difenderemo questi cittadini da ogni forma di antisemitismo. All'indomani dell'attacco di Hamas, scrive ancora la DN Kronos, contro Israele, la Presidente del Consiglio aveva espresso la vicinanza ebraico in una telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in cui aveva ribadito la piena solidarietà del governo italiano per gli attacchi subiti, assicurando che Roma lavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. Ieri sera, infatti, Meloni, a una riunione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dedicata proprio all'esame della grave crisi in Medio Oriente, al termine della quale i 5 capi di Stato e di Governo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, hanno espresso un fermo sostegno a Israele e un'inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne e anziani. Si è quindi discusso delle iniziative politiche più urgenti da intraprendere insieme. La tutela della vita degli ostaggi, a partire dai bambini anche di tenera età, è una priorità assoluta e su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici. Mi pare che a Kfar Aza queste dichiarazioni abbiano ricevuto, ahimè, una clamorosa smentita. 346 642 7756, ma forse c'è una telefonata in arrivo. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Nando. Ciao Nando, ben trovato e un abbraccio grande. Ma guarda, non lo so, guarda, Hamas ha commesso in passato le peggiori nefandezze. Medici di Hamas che curavano gratis i palestinesi solo per avere informazioni sul loro conto e arruolare kamikaze, no? Ragazze incinte fuori dal matrimonio, omosessuali, seropositivi, venivano schedati e ricattati, vai a farti saltare in aria se no ti ammazziamo noi. Ne hanno fatti di tutti i colori quelli di Hamas, ma sta cosa di tagliare la testa ai neonati, sinceramente, più che roba da Hamas, mi sembra roba da ISIS. Dubito fortemente che quei signori lì che hanno invaso, che sono usciti da Gaza e hanno attaccato Israele, siano militanti di Hamas, ma probabilmente sono gli scarti dell'ISIS, i mercenari che prima operavano fra la Siria e l'Iraq. Peraltro tutta gente probabilmente ha avuto qualche forma di condizionamento mentale con droghe, farmaci o roba del genere, perché una persona normale non può fare cose di questo genere. Volevo chiederti una cosa, se riesci a trovarlo sui social o da qualche parte. Vorrei avere notizie della comunità messianica di Ashkelon, del rabbino cristiano Israel Pochtar, P-O-C-H-T-A-R. Aspetta un attimo, fammi lo spelling, scusami, P-O-C-H-T-A-R. Israel Pochtar, eccolo qua. Pastor Israel Pochtar.
E questo qui, giusto? Ashdod. Sì, Aspetta un lì attimo. in quella zona lì esiste la più grande comunità di ebrei messianici di Israele. Sì. Non so se fanno parte della Jewish Voice, della Call Israel Ministries o della Messianic Vision. Ci sono diversi gruppi di ebrei cristiani, questo è il più grande, e visto che sono proprio lì ad Ascalon volevo sapere se avevi notizie. Allora, io ti posso dire questo, il pastore Israel Poshtar, che è un tipo che ha il pizzo brizzolato, i capelli alla Clooney, più o meno c'ha i capelli tagliati come lui, per capirci. Ecco, allora è lui. Questa è la sua pagina ufficiale su Facebook, blog pubblico Facebook di Israel Poshtar, senior pastor e fondatore della congregazione di Beit Hallel. Me lo confermi? Sì, è lui. Allora, l'ultimo post che lui ha fatto risale al 7 ottobre alle ore 14.03. Richiesta urgente di preghiera. Israele è sotto un enorme attacco missilistico e di infiltrazione terroristica nel territorio israeliano. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere, non c'è altro. Avremo di provvedere anche a quelle. Comunque, se ti interessa, esiste anche un canale televisivo satellitare cristiano in lingua ebraica, araba e farsi. Sì. Si chiama Middle East Television, ma non so se qui a Milano si prende. Prova un po' a vedere, magari avete qualche notizia prima degli altri. Ciao. Vediamo. Grazie Nando, grazie, un abbraccio. Vedete, poi la radio la facciamo assieme, perché il nostro Nando giustamente conosce il mondo ebraico, non vorrei sbagliarmi, credo sia ebreo, Nando correggimi se sbaglio, e naturalmente lui giustamente dà il suo contributo di informazione, e questa è una cosa che io apprezzo molto. Allora, andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti. Direi di no, quindi possiamo dare un po' di... quanti minuti abbiamo ancora? 2 minuti, diamo ancora qualche notizia invece dall'Italia, oltre alla visita della Meloni. Interviene Putin e dice creare uno Stato palestinese per risolvere il conflitto. Per la risoluzione del conflitto palestino-israeliano è necessaria l'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ricevendo al Cremlino il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani. Il nuovo scoppio di violenza tra palestinesi e israeliani è un ottimo esempio del fallimento della politica degli USA in Medio Oriente, ha detto Putin, secondo quanto riferisce la TASS. Il presidente russo ha esortato le parti in conflitto in Medio Oriente a minimizzare e ridurre a zero i danni alle popolazioni civili. Che in linea di massima siamo tutti d'accordo che la soluzione dei due popoli e dei due stati sia utile, ma come ci ha spiegato il buon Ben Daoud ieri, come ce l'ha spiegato anche Gaiani ieri, quando si era arrivati a questa soluzione, com'è e come non è sempre arrivata un'intifada, un attentato, un sommovimento terroristico dell'Iran, o comunque targato Iran, come in questo caso, a sfasciare questa possibilità di accordo. Putin parla di fallimento della politica USA. Gli vorrei ricordare che gli accordi di Abramo sono opera di Trump, di Donald Trump, del suo amico Donald Trump, o comunque, se non amico, comunque, diciamo così, contiguo, simpatizzante, come lo volete chiamare. E quelli miravano appunto a creare un ambiente sempre più favorevole a Israele e che in prospettiva avrebbe potuto portare alla pace. Aggiungerei un'altra cosa: il tentativo di allacciamento di relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita, che naturalmente questo quello che, diciamo così, è accaduto, è ovvio che è un'azione che naturalmente viene a essere minatoria, serve appunto per distruggere questo tentativo di pacificazione, perché nel momento in cui Israele allaccia rapporti con l'Arabia Saudita, è altra acqua che si toglie ai pesci del terrorismo islamico, molta altra acqua.
e chiaramente questa azione non è, diciamo così, non è che capita a caso, ecco. Io qualche domanda me la porrei. Gerardo Montorio mi scrive su Facebook: buonasera a te. Armi business o no, le guerre migliori sono quelle che non si arrestano mai. CIA, Israele non ha colpa se non quella di essere governati da venduti, ma come anche i palestinesi, chi paga il gioco è il popolo. Ma guarda, io non lo so se Netanyahu sia venduto oppure no. Io so soltanto però che per fare il premier in Israele tutto devi essere meno che venduto. Tutto qua. Anche perché io il posto di primo ministro dell'unica democrazia del Medio Oriente, sai, se me lo offrissero ci penserei almeno 3 giorni e 3 notti prima di dirgli di sì, perché non è una cosa assolutamente facile. Poi dire le guerre che durano, e questo non lo devi dire alla CIA, non lo devi dire all'America, questo vallo a dire agli amici di Teheran che finanziano sotto banco gli amichetti di Gaza, e diciamolo anche all'Unione Europea che, come ha scritto Daniele Capezzone appunto su Libero domenica se non sbaglio, l'Unione Europea che ha sempre mandato soldi alla Palestina, e per la Palestina anziché utilizzarli per costruire scuole, ospedali e robe varie, ha sempre usato i soldi che ha ricevuto, o meglio Hamas ha sempre usato i soldi che ha ricevuto per costruire, per comprare armi e per preparare attentati e per combattere Israele. Tutto qui, tutto qui. Fate il vostro gioco, siamo tutti d'accordo, però io, per quanto possa fare schifo questo Occidente, per quanto possa essere disgustoso, quello che volete voi, ma è l'unico Occidente che abbiamo, e condivido quello che ha detto ieri Vittorio Bendaud. Io preferirei tirare le cuoia qui e non lì. Bene, per questa sera noi abbiamo finito. Adesso c'è un'informativa di Italiani sul Medio Oriente con l'intervento di Paolo Formentini per il Qui Parlamento. La canzone con cui ci salutiamo è dei Freeman, La Valle del Sole, 1968. Noi ci ritroviamo qui domani sera, 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Adesso passa parola con Maurizio Colombini alle 20.30. Come sempre implacabile il ritorno di Aria Fritta. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.